Berlino-Monaco-Vienna è in ritardo a causa del maltempo. Comandante, dica. Scusi, comandante, ma si parte o non si parte per Roma? Ma come, non bastano 2 ore di ritardo? Si parte, signore, si parte. Ma sarà la quinta volta che me lo dicono. Ormai l'aeroporto di Vienna io lo conosco a memoria. L'apparecchio Mosca-Varsavia è arrivato solo adesso, No. signore. C'è stato tempo cattivo, noi abbiamo dovuto aspettarlo perché fa coincidenza con il nostro. Beh, loro hanno avuto la coincidenza e noi la noia. Proprio così. Grazie. Prego. Buone notizie! Finalmente quest'aereo polacco è arrivato. Certo, danke. Avion polonais! È arrivé. Allora dopodomani a Calcutta, eh? Yes. Anche la signora e i bambini? Oh, yes. Ah, bene, bravi. Beh, goodbye, eh? Bye. Goodbye. Padre, partiamo. Posso offrire qualcosa, padre? No, grazie. Nemmeno un caffè? Un caffè non c'è niente di Va male. bene. Prego. Ha capito? Quei bambini così piccoli si fanno il viaggio Vienna-Calcutta. Io alle da loro nemmeno affrascati. Allora, per il padre un caffè e per me un altro cognacchino. Domani dovrei essere a Napoli. Ma se il tempo continua così, forse sarebbe meglio non rischiare, eh? Cosa ne pensa, padre? Se ci fanno partire vuol dire che è possibile, io mi rimetto. È naturale. Con le sue protezioni in alto loco, dico, lei non ha nessun timore. Non sono un mio privilegio queste protezioni. Capisco. No, mica per niente, ma con tutta questa agitazione che c'è in giro. Ad essere sinceri, l'unico che si agita qui è lei. È arrivato l'aereo Belgrado-Vienna. È arrivato l'aereo. Vanno d'accordo, eh? Vienna. Ah, come si vede che non abbiamo fretta, eh? Però, è una buona idea. Se ha appetito posso farle servire uno spuntino. Ma lei mi fa compagnia? Eppure sul biglietto c'è scritto l'hostess è a disposizione dei signori passeggeri. Non come l'intende lei. No, dice proprio così, a disposizione. Va interpretato. E beh, io lo interpreto così. Permette, ecco i viaggiatori da Varsavia. Vai. Poca gente, eh? Sì. Giuskov. Prego? Giuskov. Bene, grazie. Il controllo dei bagagli è in fondo a sinistra. Si accomodino. Dankeschön. La signorina viaggia con passaporto diplomatico. Però, ragazze così ne arrivano spesso. È la prima che vedo. I nostri uffici a Roma provvederanno a quanto possa occorrere. Va bene. Buon viaggio. Grazie, arrivederci. Presto, un tè molto caldo, per favore. Limone? Sì. Un tè al limone. Bene, è arrivata. Lo sa che con la storia della coincidenza del vostro aereo sono 2 ore che vi aspettiamo? Il viaggio è stato movimentato, eh? Prego? Emozionata? Un caffè, prego? Ah, giusto lei. Potreste anche decidervi. E così rischiamo di restare qui tutta la notte. Non lo dico per me, ma ci sono anche delle signore. Stia tranquillo, la compagnia dispone sempre di camere in ottimi alberghi. Quando è così la Grazie. cosa cambia aspetto. Conosce Vienna? No. Le faccio io da guida. Vedrà, la città è tornata allegra come in passato. Anzi, lo vogliamo chiedere alla compagnia se ci fa restare? Eh? Tanto più che con un tempo simile la prudenza non è mai troppa. I viaggiatori della linea Vienna-Roma sono Presto, pregati di signori. recarsi a bordo. Quant'è? 3 scellini. Grazie. Lei, signorina, è qui. Il suo biglietto, prego? Lei è il posto numero 6, nella fila dietro. Beh, ma non è la stessa cosa. No, questo posto è assegnato al padre. Oh, scusi, padre, io credevo che per lei fosse lo stesso. Certo. Grazie. Grazie. Attenta. Non mi dirà che preferiva la vicinanza del reverendo, eh? Preferire no, ma i preti mi incuriosiscono. Forse perché nel suo paese non se ne vedono più. Che ne sa lei del mio paese? Ma l'immagino. Non avete abolito ogni forma di religione. Non del tutto, c'è ancora molto da fare. Non è facile combattere contro secoli di superstizione. Allacciare le cinture, prego.
Accidempoli che scossa. Ci avevano detto che il maltempo era diminuito. Prego. Per fortuna troveremo il sole in Italia. È la prima volta che ci viene? Sì, Si ferma a Roma? proseguo per Napoli. Ah, bene. Anch'io vado a Napoli. Lei crede al destino? Del resto costa così poco fabbricarcelo da noi, un bel destino fantasioso, romantico. Napoli è la città del sole, dei canti, dell'amore. Poi c'è Capri, Ischia, Sorrento. Che cos'è? Un programma turistico? Ha paura, eh? Paura? Di che? Beh, Io sono immune dalle suggestioni romantiche. ma come? Mi hanno detto che le donne slave, anzi... Sulle donne slave si dicono tante sciocchezze. Signorina, hai visto il motore? Si è fermato il motore! Fermato il motore! Calma, non vi agitate. Si è verificato un guasto, ma nessun pericolo è imminente. Calma. Signorina, distribuisca le cinture di salvataggio. VMD 322. VMD 322. Avaria grave. Probabile rottura tubo alimentazione. Siamo in mare aperto. Impossibile raggiungere la costa. Prevediamo ammaraggio fortuna 10 miglia a nord-est Ancona. Passo. MD 322. MD 322, ricevuto. Avvertiamo Capitaneria Ancona, disponiamo immediato invio soccorsi. Vuole che l'aiuti? No, Su, via! Fratelli, pregate con me. Invochiamo la misericordia di Dio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Dacci e oggi... si illude che il suo Dio ci aiuti! L'apparecchio della linea Vienna-Roma è precipitato in Adele? mare al largo della costa Senti. anconetana. Si presume Qui che la lasciamo caduta soltanto dell'aereo i sia dovuta a provvisti una di- violenta il resto bufera lo si scatenatasi smentirà. improvvisamente sull'Adriatico. Ancora una disgrazia. Secondo i primi accertamenti, le vittime raggiungerebbero il numero di 14. Altri passeggeri sono da considerarsi dispersi. I superstiti, alcuni dei quali feriti, sono stati ricoverati in una clinica di Ancona. Ecco i loro nomi. Olaf Hansen, di nazionalità svedese. Nadia Ulyanova, di nazionalità russa. Erich Gunther e Peter Baumgartel, di nazionalità austriaca. Si è anche salvata la famiglia di un commerciante di Calcutta che era a bordo insieme alla moglie e ai 2 bambini. Ci vedremo domani alle 5. Arrivederci, grazie. Ruggero, hai sentito la radio? No, che è successo? Un incidente aereo, ai giornali. Sì. Eccoli. Nadia Ulyanova di anni 23, nata a Mosca proveniente da Varsavia. Il nome, l'età, il luogo di nascita, tutto corrisponde. Di chi parli? Di mia sorella. Come? Non era morta? Sì, ne avevo la certezza. Lo sai, mia madre e io siamo riuscite a fuggire. Mio padre fu arrestato. E Nadia era con lui. Aveva 3 anni. Non abbiamo più saputo nulla. Ebbene, se vuoi, andiamo da questa ragazza di cui parla il giornale. Sì, ho bisogno di vederla. Hanno subito invece ferite di lieve entità Olaf Hansen, industriale di Stoccolma, e il missionario italiano padre Lorenzo Ferrari. Non sono mancati episodi di altruismo. Una giovane donna russa, Nadia Ulyanova... Io? Dicono di me? Sì. Deve la sua salvezza al coraggioso intervento di un altro passeggero rimasto sconosciuto. Non ricordo nulla.
Tra gli altri scomparsi anche Magda Gasser, turista austriaca, e un giovane sportivo romano, Mario Giorgi. Ci sono delle visite per la signorina. Ancora qualcuno del consolato? No, l'ingegnere Scotto di Napoli. Non lo conosco. È un signore con una signora, desiderano parlarle. Li faccia entrare. Nadia Ulianova? Sì, Scusi, mi dispiace disturbarla nelle sue condizioni. prego. Mi chiamo Elena Ulianova e sono nata a Mosca. 20 anni fa, quando fuggì dalla Russia con mia madre, vi lasciai una sorella, una bambina di 3 anni. Si chiamava Nadia, come lei. Mio padre fu deportato in Siberia, dove è morto. Di mia sorella non sono mai più riuscita ad avere notizie. Questo viaggio mi riserva continue sorprese. Come si chiamavano i suoi genitori? Mio padre era l'ingegnere Ivan Ulianov. Mia madre si chiamava Sonia Kiplis. Allora non c'è dubbio. Siamo proprio sorelle. Nadia, cara. A questo punto dovremmo gettarci una nelle braccia dell'altra. Ma ci conosciamo appena. Anzi, non ci conosciamo affatto. Ma tu sei l'unica persona della mia famiglia. Sono felice, tanto felice di averti ritrovata. Quanti anni sono passati? E tu sei rimasta sola, senza nessuno che avesse cura di te. Ti racconterò più tardi. Sì, l'importante è che ora tu sia qui. Ma come hai fatto ad uscire? Ho avuto il passaporto. E si sono fidati? Certo. Beh, parlerete di tutto dopo. Permetti? Sono il marito di Elena. Tua sorella ha trovato altri affetti. Si è creata una nuova famiglia. Questa famiglia sarà anche la tua, se lo vuoi. Grazie, ma spero di non darvi troppo fastidio. Appena possibile dovrò rimettermi in viaggio. Ora avrai bisogno di tranquillità, di riposo. Verrai con noi a Napoli, nella nostra casa. Spero che ti piacerà. Si vede tutto il Golfo e in certi giorni anche Capri e Sorrento. Capri. Laggiù è Santa Lucia e Castel dell'Ovo. Quello è il Vesuvio. È inutile che te lo presenti perché certamente lo conosci. Sì. Quei paesini sulla costa sono Torre del Greco, che come saprai va famosa per la lavorazione del corallo. Poi c'è Castellammare di Stabio e il... È bello, molto bello. Nadia, andiamo, tu sarai stanca. Vieni, ti accompagno nella tua camera, vieni. A più tardi. Mi dispiace che vi disturbiate. Del resto mi tratterrò poco. Già devi tornare. Certo, questo è solamente un viaggio di studio. Ancora pochi giorni e... Nadia, ti ricordi che cosa ha detto Ruggero? Noi siamo la tua famiglia ora e questa è la tua casa finché ti piacerà. Io vorrei che lo fosse per sempre. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Non mi avevi detto che avete bambini. Infatti siamo soli, questa gioia non ci è stata concessa. Ma ora adotteremo un orfanello al posto del figlio che non abbiamo avuto. È già tutto deciso. Andremo domani a prenderlo, all'ospizio a Pompei. Dove c'è il famoso santuario? Sì, è lì che la mamma ed io abbiamo abbracciato la fede cattolica quando siamo arrivati in Italia. Verrai con noi, così potrai pregare la Madonna e ringraziarla. Ringraziarla? Perché? Per averti salvato la vita. Sei proprio sicura che sia merito suo? Che cosa dici? Ma se veramente la Madonna avesse la possibilità di fare dei miracoli, non credo che si sarebbe occupata proprio di me. Ma non badare a quello che dico. Verrò volentieri con voi. Mi interessa molto di vedere questo santuario. Vieni. La mamma. Quasi non la ricordavo più. Appena ti ho visto ogni dubbio è svanito, come le somigli. Ti ringrazio, hai scelto bene. Devo riconoscerlo. In fatto di moda siete ancora avanti a noi.
tornano all'ospizio. Fra poco molti di loro affronteranno il momento più importante della loro vita. Perché? Che succede? Vedrai. Andiamo. Questa gente che aspetta ha chiesto di poter adottare un orfanello. È un atto così grave, così solenne che prima di compierlo tutti hanno sentito il bisogno di rivolgersi a Dio per avere da lui una guida, un'ispirazione. E sono sicuri di non sbagliarsi? Non si può sbagliare. Proprio così. Si riconosce un volto di bimbo che non si era mai visto prima e che pure si ha l'impressione di avere sempre conosciuto. Guarda, è lui. Carino. Fa troppo caldo qui. Vi aspetto fuori. Per favore, dica a mia sorella che vado agli scavi. Tornerò per mio conto. Va bene, signorina. Vuole che l'accompagni? Grazie, non importa. Prego. Oh, vengano, vengano. Buongiorno, monsignore. Buongiorno, Bravi, signora. bravi. Nandino viene subito, l'ho già fatto chiamare. È un caro figliuolo. Sono contento di affidarlo a loro. Gli vorremmo tanto bene. Come se fosse nostro figlio. Bravi. Eccolo. Vieni, vieni, caro. Guarda. Particolari del terribile cataclisma ce li racconta un testimonio eccezionale, Plinio il Giovane. L'eruzione esplose improvvisamente. La terra tremò, il cielo s'oscurò, una nuvola di cenere coprì il sole. Fulmini accecanti squarciavano l'aria. Una pioggia di lapilli e di scorie infiammate cadde ininterrottamente sulla città. Dalla montagna un mare di fuoco volava verso Pompei, distruggendo tutto al suo passaggio. Dammi il pennello. Scusi se mi sono permessa di avvicinarmi. Prego. Professore, non è pompeiano. Lo direi un simbolo orientale. Gli affiliati a certe sette asiatiche ne mettevano anche sulla propria tomba. Potrebbe essere il mausoleo di un immigrato, oppure di qualche mercante arricchitosi in Asia. Vado a prendere dell'acqua. Sì. I romani adottavano volentieri le superstizioni orientali. Basti pensare come si diffuse a Roma il cristianesimo. Peccato, sono arrivata troppo tardi. Mi sarebbe piaciuto assistere ad uno scavo. Deve essere interessante. Sì? Scavate così, senza sapere quello che troverete? Alle volte sono gli scavi più difficili, ma i più emozionanti. Ogni colpo di piccone può rivelare qualche scoperta importante. Il segnale di chiusura? Sì. Buongiorno, grazie per la sua cortesia. Prego. Voi andate pure. Arrivederci, ragazzi. Ecco l'acqua. Grazie, ma proseguiamo domani. Scusi, Ah, è lei. da che parte è l'uscita? Di qua.
Venga, esco anch'io. Grazie. È facile perdere l'orientamento a Pompei. È la prima volta che visita gli scavi? Sì, è molto bello qui, superiore a quello che avevo immaginato. La suggestione di questi luoghi è veramente straordinaria. A lei sembrerà eccessivo tanto entusiasmo. Tutt'altro. Sono a Pompei da anni, eppure ancora mi sorprendo a girare per gli scavi come un turista qualsiasi. Capisco. Ho veduto l'interesse che mette nel suo lavoro. Il ritrovamento di quel mausoleo è stato un caso. Nessun merito da parte nostra se non la pazienza di portarlo alla luce a poco. Lei comprende. Ha studiato archeologia, vero? No, storia delle religioni. Comunque vedo che si interessa a queste cose. Ha già visto il Tempio di Iside? Non ancora, sono venuta tardi, ma è una delle cose che desidero vedere. Se vuole, quando tornerà, chieda di me. Sarò felice di farle da guida. Il mio nome è Sergio Greschi. Grazie. Svelta, svelta. È il suo treno che parte. Mi dispiace. Quando ce ne sarà un altro? Solo tra un'ora. Pazienza, aspetterò. Alla stazione? Si annoierebbe. È meglio da Gennaro. Non mi consideri prosaico, forse è l'ora che me lo suggerisce. Ha mai mangiato la pizza alla napoletana? No. Allora non perdo l'occasione. Ne vale la pena. La pizza di Gennaro è famosa in tutto il Golfo. Accetta? Questa è la tua camera. È bella, è grande. Torno solo. Certo, sei un ometto, no? Ma che ci sono altri bambini? No, caro, è tutto per te questo. E i giocattoli, non ti piacciono? Sì. Prendilo, è tuo. Si muove? Ah, certo. Basta girare qui. Guarda. Ecco qua. Ora si ferma, cammina, si riferma e poi cammina, prova tu. Ti piace? Ecco. Vieni, che tardi, adesso dobbiamo andare a dormire. No, dopo. Ecco, così. Queste le mettiamo qui. Fatti il segno della croce. Padre, Figliolo, Spirito Santo, così sia. Gesù. Non mi dai un bacino? Sì, mamma. Allora, buonanotte. Buonanotte, papà. Ascetata, Callaria dosa. Bravo! Bella, vero? Ha avvertito che sentimento c'è in ogni nota? I napoletani sono così. Ridono, piangono, ogni loro emozione si traduce in musica. Sapesse quanto la loro fiducia nella vita mi ha aiutato nei giorni di sconforto. E ne ho avuti, come noi tutti. Già, anche lei si è lasciata ingannare dalle apparenze, dal mio aspetto esteriore. Forse vivendo qui io mi sono, come dire, mimetizzato. Non capisco. Mi aveva preso per italiano, vero? E invece sono polacco. È sorpresa? È profugo, allora. Sì, siamo in molti di polacchi in Italia, tutte vittime dello stesso destino, alla ricerca di una nuova patria. Per me a volte mi sembra di averla trovata qui, ma l'esilio è sempre una triste condizione, specie per chi come me ha perduto tutti. Sono solo. Io invece ho capito subito che anche lei è slava. È russa? Sì. Vive qui? Ho una sorella a Napoli. Finalmente qualche cosa di personale, non è più sulla difensiva. Le ho fatto questa impressione? E dire che oggi credevo d'essermi un po' abbandonata. Forse in confronto a com'è abitualmente. Come si chiama? Che cosa fa? A che servirebbe dirglielo? Abbiamo trascorso un po' di tempo insieme, ci siamo fatti buona compagnia. Forse, anzi, certo non ci vedremo mai più. Che le importa allora di sapere come mi chiamo e che cosa faccio? Vorrei dare un nome a questo ricordo. Sarà veramente un ricordo? Le assicuro di sì. E se non potrò più rivederla,
sarà anche un rimpianto. Mi chiamo Nadia. Oh, si è fatto tardi, è l'ora del treno. Devo andare. L'accompagno. Non si disturbi, grazie di tutto. Allora, arrivederci. Meglio addio. Nadia. Buonasera, Elena. Ti prego di scusarmi, devo essere in ritardo. Ero un po' in pensiero. Oh, cara cognatina. Buonasera, Ruggero. Mi spiace sia dovuta tornare per tuo conto. Potevamo mandarti la macchina. Non importa. Sei stata agli scavi, eh? Scommetto che ti hanno fatto una grande impressione. Sì, veramente. Ma perché sei scomparsa così all'ospizio? Ti sentivi poco bene? No, ma sinceramente quei preti, quei cori non mi divertono molto. Questo si chiama parlar chiaro. Dovete capirmi. Non sono capace di fingere sentimenti che non provo. Mi sento un po' stanca, scusatemi. Ti accompagno. Beh, io ho da lavorare ancora un po', a più tardi. Ma se volete uscire, avvertitemi. Sì, grazie. Nadia, devo dirti una cosa, ma vorrei che non mi fraintendessi. Forse ti sembrerò ridicola. Perché? Ecco, io sono profondamente religiosa e anche mio marito, nonostante la sua apparente leggerezza. La fede per noi è una cosa molto importante, molto seria. Tu, l'ho capito dal primo momento, hai idee diverse dalle nostre. È vero. Ma non avrai mica paura che ve le comunichi? Oh, scusami, ma vorrei che niente venisse a turbare la gioia di averti ritrovata. Ti capisco. Ma io sono troppo diversa, troppo lontana da voi. Siamo nate dagli stessi genitori. Abbiamo vissuto insieme i primi anni della nostra infanzia. Eppure, devi riconoscerlo, siamo ancora poco più che due estranee. Io spero ardentemente che ci vorremo sempre bene. Lo spero anch'io. E sta tranquilla, non farò più apprezzamenti che possano dispiacervi. Grazie, Nadia. Nandino si è svegliato. È così, invece di dormire. E non mi ascolta nemmeno, eppure dopo una giornata simile dovrebbe cadere dal sonno. Avevo sonno, ma con tutti questi giocattoli. Tu chi sei? È zia Nadia. Su, da un bacetto a zia Nadia. È davvero un amore. E quanto è affettuoso. Ora basta. Domani giocherai tutto il giorno. Giocherai anche tu? Sì, certo. Ecco, vedi, questo mi mancava. Ora sono felice. Lo meriti. Ma tu eri stanca, va pure. Io metto Nandino a letto. Ciao. 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 Si veno giorno catarrienna e camacata in braccio sospirando tutto c'è stupendo io sto campando dimmi che pure tu mo stai soffrendo con me come che sto perdendo la pace io sogno vita da vita. Voi siete napoletani? Sono da Cerra. È la stessa cosa. San Gennaro protegge a tutti quanti. Tu che ne dici? E pigliamo a San Gennaro. E pigliamo a San Gennaro. Signori, volete anche voi San Gennaro? No, grazie. E statevi bene. Dai, portalo tu, non lo fagare, eh? Viva Maria!
Scusi, le dispiace rimettersi come prima? Grazie. Un suo parente? Nipote. Che brutta caduta. Si sarà fatto molto male. Niente. Possibile. Da quell'altezza. La Madonna gli ha fatto la grazia, la vedete? E anche a tutti quelli ha fatto la grazia. Certo, la Madonna è dappertutto. Ne viene qui di gente, eh? Anche tanti stranieri. Pompei è davvero famosa in tutto il mondo. Ma di signori ne ho visti pochi. Forse la Madonna di Pompei aiuta specialmente i poveri. Deve essere così. Ci credono di più loro. I ricchi non hanno molto bisogno di miracoli, vero? Signori, ma che dite? Tutti ci credono alla Madonna, poveri e ricchi. Perché voi non ci credete? Io, sinceramente, ai miracoli non ci credo. Forse anche lei, se ragionasse. Tante volte è la paura che... Ma che paura è paura? Io ci credo. E sapete che vi dico? Che il miracolo ci vorrebbe per voi, per farvi essere meno scostumati. Bellissimo questo qua. Spero di aver scelto bene. Vediamo, vediamo. Comunque non ti dimentichi mai, eh? Oh, ma dove l'hai trovato? Sono stato a Napoli alla direzione degli scavi e così ho potuto fare una capatina in una certa libreria. Don Lorenzo, venite, venite. Ma che c'è? Di là. C'è una furatiera. Un tipo strano. Ma ha fatto le fotografie e ha detto le bestemmie. Che ha detto? Ha detto che la Madonna di Pompei non fa le grazie, che tutti quei cuori, tutti quei miracoli non sono veri. E che a noi ci mettiamo paura. Vengo subito. Scusami. E grazie ancora, Sergio. Arrivederci, padre. Ah, è lei. Ora capisco. Il prete dell'aereo. Sì, Quella è la mia sciarpa. Come si trova qui? l'ho portata io. Lei forse non sa che a quella sciarpa deve la vita. In che modo? Mi ha indicato fra le onde il punto dove lei stava per annegare. Allora è stato lei che mi ha salvato. Se vuole intendere che la divina provvidenza sia servita di me. E quella sciarpa? Perché l'ha portata qui? Per ringraziare la Madonna. Perché ha salvato me? Perché ha ascoltato le mie preghiere. E allora lasci che io ringrazi lei. Non occorre, io so le sue idee. Posso anche rendermi conto perché lei pensa così. Ma questa è la nostra fede. Questi sono luoghi sacri. Se vuol guardare, sappia guardare. Io... Può darsi che scopra delle verità che ignora. È Corallo? Sì. Ha scelto bene. Ah, buongiorno. No, non avevo intenzione di comprare. La tenga, Michele è un amico, sarà onorato di fargliene omaggio. Ma certo, ve lo so. La metta subito, così vediamo come le sta. Mi permette? Ah, è una bellezza, signorina. Grazie. Sono davvero gentili i mercanti di Pompei. Vuol fare altri acquisti? Oggi no, non voglio abusare della loro cortesia. Un altro giorno, quando sarò sola. Arrivederci, signorina. Arrivederci. professore. Sono tornato adesso da Napoli. Vuol sapere? Mentre giravo per le strade mi guardavo intorno. La cercavo. Avevo il presentimento che l'avrei incontrata. E infatti. Non è molto preciso nei suoi presentimenti. L'importante è che l'abbia incontrata. Io credo a questi avvertimenti misteriosi. E lei? Non so. Non ne ho mai avuti. Ma oggi lei ha abbandonato i suoi scavi. Stavo tornandoci. Venga anche lei. Ha ancora molto da vedere. Sì, ma non ora. Non voglio far tardi. Stasera è Piedigrotta, vero? Ah, sì, questa mattina ho veduto i preparativi. I napoletani tengono molto a questa festa. Sì, ne ho sentito tanto parlare. Forse ci andrò. Ma ne vale poi la pena? Se le dico che non ci sono mai stato, mi crede? Forse questa volta mi sarei deciso. No, non è vero. Non ci avevo nemmeno pensato. Ma ora che ci va lei? Insomma, ha proprio la vocazione della guida.
pensavo davvero che questa festa potesse entusiasmare tanto. Ma non è la festa, è Napoli. Le canzoni napoletane le conoscevo già in Polonia, ma non le avevo mai capite. Ci vuole l'aria, il mare, il sole di questo paese. Mi sento felice. Sì, anch'io. Purtroppo sarà colpa del mio carattere. Non posso evitare di pensare a risveglio. Tra poco tutto questo sarà finito. Non vorrà mica che Piedigrotta duri tutto l'anno. Nadia, ha capito cosa voglio dire. Lei se ne andrà, forse non ci rivedremo più. Le voglio bene. Non posso pensare di perderla. Sergio, dobbiamo restare buoni amici. Lo rimarremo se non possiamo essere niente di più, se non sente nulla per me. Troppe cose ci dividono. Sono più quelle che ci uniscono. Nadia, per anni ho vissuto solo e ho molto sofferto, ma da quando l'ho conosciuta, la mia vita si è trasformata. Non posso rassegnarmi che torni come prima. Sergio, rifletta, commetteremo un errore. È un errore volersi bene. Adesso prova tu. È divertente, ti piace, vero? Ma zia Nadia quando viene? Non so, forse verrà più tardi. Le farei vedere il cavallino questa sera. Ma quando viene io dormo sempre. Guarda. Eccola! Ciao, Nandino. Sei tornata presto oggi, eh? Sì, e adesso rimango con te. Guarda cosa t'ho portato. Che c'è? Che mi hai detto che desideravi quando ti ho raccontato di quel lungo viaggio? Non te lo ricordi più? Un treno. Bello, Guarda. sembra vero. Oggi si inaugura la nuova grande transiberiana. Normale o urgente? Urgente. Quanto ci metterà? Ma pochi minuti. Roma in linea, per lei, terza cabina. Pronto? Buongiorno, sono Nadia Ulyanova. La prego di scusarmi se non ho mandato nulla in questi giorni. Non avevo trovato spunti interessanti. Oggi però ho spedito delle fotografie che credo eccellenti e un articolo. Gradirei sapere se va bene e se il tono è giusto. Sì, ne ho altri 2 pronti. D'accordo. Grazie, a presto. È arrivata la signorina Nadia? Non ancora, professore. Meno male. Hai preparato il tè? Sì, E il latte? è pronto, lo porto subito. Proprio oggi dovevano chiamarmi in direzione. Non ho tempo nemmeno di cambiarmi. Scusami se ho fatto tardi. Non ti preoccupare, sono arrivato ora anch'io.
Buongiorno, signorina. Buongiorno, Rosa. Dove sei stata oggi? In giro. Te l'ho detto, non mi piacciono le domande. Ma io ti amo, ho bisogno di sapere. Che cosa? Che io ti amo, lo sai, non puoi dubitarne. Sei molto strana. Perché? Ma non so niente di te, del tuo passato, della tua vita. Il passato è passato. E il mio presente sei tu. Che ti importa di sapere altro? Ti ho detto una cosa che non devi dimenticare. Tu sei l'unico uomo che io ho amato. Non ti basta? Deve bastarmi. Forse un giorno ti dirò tutto, quando sarò sicura del tuo amore. Ma come? Non ne sei sicura? No, non ancora. Eppure ti ho offerto l'amore vero. Ho pensato a un avvenire. Io voglio sposarti, Nadia. Prendiamo il tè. Senti il samovar? Brontola perché tardiamo. La pittura ellenica e gli affreschi di Pompei. Interessante. Sì, è una novità. Me lo ha regalato un mio amico, padre Lorenzo. È un missionario a cui devo molto. L'ho conosciuto in giorni difficili, mi ha aiutato come un fratello. Preferisci latte o limone? Limone, grazie. Attento, ti scotti. Hai visto? Ti sei bruciato. Ti fa male? No, strano, non me ne sono nemmeno accorto. Beh, meglio così. Pronto? Sì, sono io. Chi parla? Va bene, sì. Ma perché? Di che si tratta? Sì? Domani alle 5. D'accordo. Buongiorno. Chi era? La questura centrale di Napoli. Che volevano? Non lo so, non me l'hanno detto. Devo presentarmi domani all'ufficio stranieri. Sarà una formalità. Ah, vieni. Scusa. Stamattina sono entrata in camera tua per portarti dei fiori e ho raccolto delle carte che erano in terra. Involontariamente ho letto qualche riga. Meglio così. Ora sai che cosa sono venuta a fare in Italia. È un incarico che ho avuto dal mio giornale. Ma tu pensi veramente quello che hai scritto? Certo. Che cosa ti fa supporre che io sia in malafede? Non dico questo, ma sei così giovane. Non tanto da non capire che l'umanità, il progresso, hanno bisogno di verità, non di menzogne. Ma perché dici così? Non hai paura di Dio che ti ascolta? Ecco la grande parola su cui poggiano tutte le fedi. La paura. È di questa stupida paura che bisogna liberare l'umanità. Io ne sono immune e mi sento più forte, più sicura di tutti quei poveri illusi che affollano le chiese. Il coraggio lo trovo in me. Comunque, non voglio irridere alla tua fede. Sto facendo uno studio sulle superstizioni religiose. È naturale che mi documenti. Perché mi guardi così? La vita è diversa da quello che immagini. In ogni tempo, in ogni luogo, sempre gli uomini hanno avuto un Dio. Noi crediamo che se ne possa fare a meno. Ma non parliamo più di queste cose. Sei mia sorella, l'unica persona della famiglia che mi sia rimasta. Qualunque cosa tu pensi, non voglio perderti. Signor Greschi, lei frequenta da qualche tempo una certa Nadia Ulyanova. Sì, infatti. E che cosa sa di questa signora? Che è una profuga russa. Abita a Posillipo, nella villa di sua sorella, sposata a un italiano. Non sa nient'altro? No? Ma perché? Cosa c'è da sapere? Ero certo della sua buona fede. E ciò che le dico è nel suo interesse. La signorina Nadia Ulyanova non è affatto una profuga ed è entrata in Italia con passaporto diplomatico. Abbiamo motivo di ritenere che sia qui per svolgere una missione. È impossibile. Amore! Vattene! Ma che hai? Che succede? Vattene! Sergio, ma che dici? Fuori di qui! Ora so perché non volevi parlarmi della tua vita. Avevi vergogna di te stessa. Cosa hai saputo? Tutto.
Quello che sei e che fai. Sei legata a quegli uomini che hanno distrutto la mia patria, massacrato la mia famiglia. Che cosa vuoi da me? Che ordini hai ricevuto? Di perseguitarmi ancora? Confessalo! Era questo il tuo scopo? E il tuo amore? Uno sporco espediente per colpirmi in questo mio ultimo rifugio. Ma come puoi parlare così? Mi hai mentito sempre, dal primo momento. Sì, non ho avuto il coraggio di correggere l'idea che ti eri fatta di me. Tu non puoi credere. Cosa vuoi che creda? Ma io ti amo, Sergio, ti amo. Tutto il resto non conta più per me. Non conta. Ma fra noi c'è solo odio e dolore. Che colpa ho del male che t'hanno fatto? Se mi ami, non dubitare della mia sincerità. Io sono pronta a tutto, anche a rinunciare alle mie idee, pur di non perderti. Va via. Così mi rispondi. Non hai nemmeno un po' di pietà per me. Allora non è vero che mi amavi? Non c'è che dell'odio in te, del disprezzo. Sì, odio e disprezzo. Io... È stato lei. Ha ottenuto quello che voleva. Perché parla così? Non capisco. Mi ha cacciata via. Non vuole più vedermi. È soddisfatto, no? La fede trionfa. La miscredente è punita. Ecco, questa è la vostra carità cristiana. Maledetti! Perché piangi? Stai male? Chiamo la mamma. No, non sto male. Allora perché piangi? Non puoi capire, sei troppo piccolo. Ma se tu me lo dici, io capisco. Oh, amore, sei tanto caro. Vuoi che resti con te? Sì, resto con te. Non puoi, è tardi ora, torna a letto. Finché piangi non ci torno. È la tua mamma, vero? È bella. Ci assomiglia. Fammi posto. Ma rifletti. Che colpa ha se appartiene a un popolo che è stato nemico del tuo? Se crede in un sistema di vita che è il solo che conosce. Ma quando ha capito che l'amavo, che credevo in lei, perché non mi ha detto tutto? Perché ha seguitato a mentirmi? Per la paura di perderti. Lei è legata a quella gente che io odio. Non parlare così. Il Signore non ci ha insegnato l'odio, ma il perdono. Non puoi farla responsabile di quello che hai sofferto. Che cos'hai al braccio? Niente, una bruciatura. No, quella macchia. Ma non so, è uno sfogo. Padre, lei crede di distrarmi, di calmarmi cambiando discorso? È facile dire perdonala, dimentica. Ma quando si è sofferto ciò che io ho sofferto... Credimi, Sergio, è una vittima anche lei. E ha bisogno di qualcuno che l'aiuti a veder chiaro. Nandino mi ha detto di ieri sera. Che cosa è successo? Niente, non è successo niente. Ma perché non ti confidi? Non potete fare nulla. Non dire così. Avanti! C'è un signore che chiede della signorina Nadia. Chi è? Mi scusi, il nome non l'ho capito bene. Greschi, mi pare. Sergio! Tutta la zona può riservare grosse sorprese. Quel mausoleo è molto importante. Hai già scritto la relazione? Non ancora. Devo prima completare i sondaggi per avere tutti gli elementi necessari. Questo lavoro ha per me un grande interesse. Voglio essere preciso. Che guarda, padre? Ti fa male? No. Da quanto ce l'hai? Me ne sono accorto da poco tempo. Hai sentito un medico? Credo sia una cosa senza importanza. Certo, ma è bene che ti faccia visitare, almeno saprai se devi curarti. È questo che mi voleva dire l'altro giorno. Pensa che possa essere pericoloso? Anche una piccola cosa, trascurata, può dare complicazioni. Sergio! Ciao! Sono contenta di trovarla qui, altrimenti sarei venuta io da lei.
Volevo ringraziarla per ciò che ha fatto e chiederle scusa. Quando si soffre non si è mai sereni e lei aveva motivo di dubitare. Ma ora vi saluto. Arrivederla, signorina. Addio, Sergio. Arrivederci. Che accoglienza! Nemmeno un bacio? Ci vedono. E cosa importa? Ma che hai? Niente, sono un po' stanco. E allora vieni via. Non posso, ho ancora da fare. E va bene, rimango a farti compagnia. Ti annoieresti. Con te non mi annoio mai. Hai paura che ti baci? Che sciocchezze. Lo sai che non mi piace mostrare questa intimità davanti agli altri. Ma se non c'è nessuno? Lo stesso, quando sono qui. Scusami, Nadia, sei capitata in un giorno di grande lavoro, devo passare anche in direzione. Se avessi immaginato ti avrei detto di non venire. Pazienza, me ne torno a Napoli. Posso telefonarti questa sera? Ma sì, certo, mi farà piacere. Scusami ancora, ci rivedremo domani, eh? Sì, domani. Da oggi sono ossessionato da un'idea fissa. Sono 2 volte che lei ha notato questa macchia e ha cercato di dirmi, di farmi capire non so che. Lei è stato missionario in Cina. Ha assistito molti indigeni colpiti da mali spaventosi, incurabili. Ha pensato a qualcosa di molto grave, vero? La forma di quelle macchie mi ha colpito, ma credo che si debba escludere quel che tu pensi. Perché? Innanzitutto quella malattia è accompagnata da altri sintomi particolari. Quali? L'insensibilità delle parti malate, ad esempio. Ebbene, questo sintomo ce l'ho. Guardi, vede questa procedura. Quando me la sono fatta non ho sentito nulla. No, è impossibile. Il contagio è difficilissimo. Bisogna avere un contatto prolungato con un infermo. Lei crede di confortarmi con queste parole? Al contrario, sono la mia condanna. Perché? Quando fuggii dal campo di concentramento in Russia, attraversai il Turkestan cinese. Una notte giunsi in un villaggio. Bussai a qualche porta, tutti mi respinsero. Finché arrivai a una capanna con la porta socchiusa. Entrai. Era vuota. In un angolo c'era della paglia. Mi ci buttai sopra e m'addormentai. La mattina, quando uscii, mi accorsi che tutti mi guardavano con ribrezzo. Si scostavano urlando parole minacciose. E a un tratto compresi che, senza saperlo, avevo dormito nella casa di un lebbroso. Sergio, sono io, Nadia. Pronto, pronto. Coraggio, devi prendere una decisione. È necessario che consulti un medico. Cosa può dirmi che non sappia già? Anzitutto mi farà internare. Il lazzaretto, il lebbrosario. Ecco ciò che mi aspetta. Potrebbe anche smentire una diagnosi che ci siamo fatti da soli. Non hai perduto ogni speranza. Lei arriva anche a mentire per darmi forza. Ma la sua preoccupazione, io la capisco. Costituisco un pericolo per quelli che avvicino. Ma io non voglio pensare agli altri. Nessuno ha mai pensato a me, se non per farmi del male. Sei ingiusto, anche se hai diritto di esserlo.
Ma devi trovare in te la forza per sopportare questa prova con rassegnazione. Non ne ho più. Voglio solo finirla. Preghi per me. Chieda la misericordia di Dio che abbia pietà e mi faccia morire. E lei? Non la voglio vedere, la mandi via. E che cosa le dico? Quello che vuole, ma non la verità. Che l'ho ingannata, che non le ho mai voluto bene. Meglio questo. Ma la mandi via. Tu lo sai che io non posso mentire. Finalmente! Ah, buonasera, padre. Dov'è Sergio? Di là. Grazie. La prego, devo parlarle. Si accomodi. Lei è una donna forte e coraggiosa. È inutile che io ricorra a pietose menzogne per nasconderle una verità che prima o poi finirebbe col conoscere. Sergio non mi vuol più vedere. Non è questo. Si tratta di un evento al di sopra della nostra volontà. Nadia si prepari a qualcosa di terribile. Occorre assolutamente evitare che si sappia. Un medico sarebbe obbligato a internarlo. Lo curerò io. Come? Sì. Farò tutto il possibile per alleviare le sue sofferenze. Ma il lebbrosario no. La comprendo. Sergio è per me un amico. Ha bisogno di cure. Purtroppo non si può nascondere un fatto simile. No, non voglio. Aspettiamo almeno qualche giorno. Può succedere qualche cosa. E poi sono tanti giorni di meno che Sergio sarà internato. Tanti giorni che potrò ancora stargli vicino. Prenderò su me la responsabilità di questo silenzio. Grazie. Io non lo abbandonerò un istante. Su c'è la stanzetta della donna. Mi sistemerò là. Adesso vado a prendere la mia roba. Rimanga con Sergio. Non è prudente lasciarlo solo in questi momenti. Forse ha ragione. Vada tranquilla, non mi muoverò. Sergio. Se n'è andata? L'ha convinta? È andata a prendere la sua roba. Ma come? Non può essere. Non voglio che venga qui. Non mi è stato possibile dissuaderla. Ti senti meglio? Sì. Perché non mi porti con te? Non posso. E quando torni? Non so. Ma torni, vero? Non so. Perché dici sempre non so? Nandino, non dare fastidio alla zia. Deve andare a fare le valigie. Dalle un bacio. Non me lo dai un bacio? Dopo, amore. Quando vengo a salutarti. Se la zia non torna, andremo a trovarla noi? Sì. Mamma, voglio fare un regalo alla zia. Certo, caro. Le regalo questo. No, questo non va bene. Perché? No, per la zia ci vuole qualche altra cosa. Io vado ad aiutarle, tu intanto pensaci, eh? Per la direzione degli scavi, non ti preoccupare. Grazie. Non ti avvicinare. Ti prego, Nadia. Se mi vuoi bene, lasciami. Sergio. Fa quello che ti chiedo. È meglio per tutte e due.
Questa separazione mi spaventa più che qualsiasi malattia. Non ti posso nemmeno avvicinare. Ma ci possiamo vedere, parlare. A me basta. Non voglio che tu mi veda. Ogni volta mi chiederei se hai scoperto una piaga che si va formando. Sergio. Devo restare solo. Lo vuoi capire? Solo. Segregato da tutti per sempre. Allora lo sarò anch'io con te. Questo diritto non me lo puoi negare. Se potessi ti metterei fuori di forza. Ma ti avverto, questa porta resterà chiusa finché non te ne andrai. Decidi. Sergio, non fare questo! Mi parli come se non mi volessi più bene. Nadia. 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 Amore, Non ti avvicinare. ora so che mi vuoi ancora bene. Ne dubitavi? No, ma sei stato così crudele ieri sera. Perdonami. Mi hai dato la più grande prova d'amore che un uomo possa ricevere. Ora però devi andartene. No, il mio posto è qui. E poi non è certo che tu sia malato. Quante volte si pensa al peggio e... Nadia, viene il momento in cui si deve accettare la verità. Senza illusioni. Non avremmo mai dovuto incontrarci. Abbiamo conosciuto la felicità per perderla subito. Non parlare così. Io ti devo le sole ore felici della mia vita. Anche la frutta. Certo, e anche il caffè. Non sarà come quello che faceva Rosa, ma ti adatterai. Per quale ragione non volevi mangiare come sempre? Te l'ho detto, non mi sento, non ho appetito. E poi non è gentile per me, ti pare? Nadia cara, se non avessi te. Zitto, non pensare a cose tristi. Vedi, io sono felice. Sergio, usciremo presto da quest'incubo. Verrà il giorno in cui tutto sarà dimenticato. Che il cielo ti ascolti. Questo è il pacco che aspettavate. Finalmente. Ma il professore sta poco bene. È qualche giorno che non lo vedo. Adesso sta meglio, grazie. Auguri, eh? Una vecchia danza polacca. Come te la sei procurata? Non è stato facile, ma ho trovato chi l'aveva. Ti piace? Sì. Mi ricorda certe giornate di caccia. Quando l'animale era stato ucciso, ci riunivamo tutti attorno al fuoco. Si ballava, si cantava in coro. Come eravamo felici allora. Su, su. Questo ritmo assomiglia a certi nostri balli. Pronto? Pronto? Buongiorno, padre Lorenzo. Come? Sì.
Sì. Sì. Che ti ha detto? Mi vengono a prendere. È questo, vero? Parla. Quando vengono? Domattina. Perché? Perché doveva toccarmi questa disgrazia? Che ho fatto di male? Niente, tu non hai fatto niente. Perché questo destino? Sentirsi marcire giorno per giorno, vedersi sfuggito da tutti con orrore. Ho cercato una spiegazione, ma non l'ho trovata. Non c'è giustizia nemmeno in cielo. Non dire questo, Sergio, non dirlo. Lo dico invece, lo ripeto. Lasciami, Nadia. Non lo vedi che sono maledetto? Sergio! Sergio! Se è vero che ascolti chi soffre, è tutto per lui. Abbi pietà di lui. Io non ho mai pregato, ti ho deriso, insultato. Puniscimi, ma lui risparmialo. È disperato. Salvalo. Il dottore. È lassù. Sergio. Sergio. Un miracolo! Sono guarito! Non ho più nulla! Sono salvo! Un miracolo! No!